Te. Uovo. Uovo. Questo è Posare. il richiamo del pastore per... Questo è il richiamo per radunare la mantria, diciamo. Tu sei un giovane pastore, quanti anni hai e come ti chiami? Io ho 22 anni e mi chiamo Giacomo. Giacomo, hai scelto di fare questa vita, hai scelto di fare il pastore. Sì, ho scelto di fare il pastore perché la mia passione sin da piccolo è stata sempre quella. E diciamo mi è sempre piaciuto fare questo lavoro e quindi ho scelto di fare questo lavoro. Cosa significa fare il pastore oggi? Ma diciamo che con i tempi che corrono non è un bel periodo però dà molte soddisfazioni. Parlaci un po' della tua giornata, come si inizia? Ma la giornata inizia sempre la mattina presto fino alla sera tardi. E poi durante il giorno, diciamo in campagna, in montagna, ci sono molte cose da fare. Lì dietro vediamo le mucche, sono le tue mucche che tu porti al pascolo. Sì, queste sono le mie mucche. Quindi sono mucche che stanno nei pascoli qui, nelle madonie. Sì, sono mucche che stanno sempre al pascolo, sia in estate che in inverno. Si svolge quindi la transumanza 2 volte l'anno. Sì, la transumanza si svolge a maggio e poi diciamo nei mesi invernali, dicembre, quando fa freddo. C'è il momento della mungitura, ti occupi anche tu del momento della mungitura? No, queste non si mungono perché sono mucche, diciamo, è un allevamento da carne, quindi si basa solo sul vitello. Ma come mai hai scelto di fare questa professione? Ma ho scelto di fare questa professione sempre perché, diciamo, ho sempre avuto questa passione sin da piccolo, quindi per me un lavoro si fa con passione o non si fa. Qual è la parte più bella e qual è la parte più difficoltosa? Ma la parte più bella, non so come dire, ci sono parti belle e ci sono parti più difficoltose, però sempre bello. Stare a contatto con la natura in Sì, questi la luoghi parte gli più animali bella, certamente. diciamo, è questo, stare a contatto con la natura, sempre ogni giorno. Si vede il cambiamento climatico, tutte le stagioni, è molto bello. Però non c'è sabato e non c'è domenica. Sì, questo è vero, non c'è sabato, non c'è domenica, non ci sono festività, diciamo, però non mi interessa. Il tuo rapporto con i social, col telefonino, ecco, lo utilizzi il telefonino? Sì, il telefono lo utilizzo, però non sono molto attaccato, diciamo. La città non ti piace? Sì, però mi piace più la montagna. Preferisco la montagna. Allora, nel tuo futuro cosa c'è? Sei ancora giovane, ma vuoi fare il pastore anche da grande? Sì, sempre. Grazie, allora buon lavoro. Grazie e buona giornata anche a voi.